Sì, buonasera. Allora a Chioggia abbiamo attivato il COC, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, e scriverò adesso anche al Presidente del Veneto Luca Zaia di dichiarare lo stato di crisi anche per il nostro territorio, che ha subito comunque dei danni. Adesso dobbiamo ancora quantificare quanti. Sono appena stato qui al pronto soccorso per sincerarmi che non ci siano stati interventi dal punto di vista sanitario. Da quello che mi dicono non hanno avuto richieste di intervento per persone che sono state ferite a causa di questa perturbazione violenta che si è abbattuta sul nostro territorio comunale. Se avrò altre novità ovviamente le renderò pubbliche. Intanto vi saluto da Chioggia. Abbiamo avuto più di tutto problemi nel centro storico, in Corso del Popolo, dove era in corso anche il mercato settimanale, quindi diversi banchetti degli ambulanti sono stati colpiti, e abbiamo avuto una caduta di un albero nel quartiere di Saloni e anche di un muretto nella zona della chiesa di San Domenico. Però, ripeto, come dicevo prima, non si registrano danni a persone.